Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Occhi puntati oggi in alto per il 60° anniversario delle Frecce Tricolori. Attese circa 17.000 persone in questi 2 giorni, una festa in formato ridotto anche per le disposizioni anti-Covid. Grande il cordone di sicurezza disposto dalle forze dell'ordine, c'è grande attesa anche per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In collegamento per noi c'è il nostro inviato Daniele Paroni dalla base di Rivolto. A te Daniele. Buongiorno dall'aerobase di Rivolto, dove sta per iniziare l'air show in occasione del 60° anniversario delle Frecce Tricolori. Il maggiore Marielle alla mia sinistra, Andrea Sguazzero è alle mie spalle, è primo aviere di Povoletto, quindi c'è tanto Friuli da queste parti. Allora Mariella, grazie per la disponibilità, si parte fra poco. Assolutamente sì, l'inizio delle attività di volo è previsto intorno alle 13 locali e inizieranno ad esibirsi prima le pattuglie straniere per poi nel corso del pomeriggio iniziare con gli assetti della nostra Forza Armata. Quindi in segno di rispetto cominciano gli stranieri e poi il Capo dello Stato è atteso a metà pomeriggio. Nel corso del pomeriggio è previsto l'atterraggio del signor Presidente della Repubblica e successivamente continuerà ad assistere allo spettacolo in volo dei nostri assetti, dei nostri velivoli, per poi terminare il tutto con l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale prevista intorno alle 18 locali. Ecco, vi segnalo che l'ingresso è stato piuttosto lento ma doveroso, perché si controllano i Green Pass e c'è il controllo ovviamente anche in metal detector per motivi di sicurezza. Domani verrà replicata la giornata, qui c'è un sole battente, quindi la giornata volge nel migliore dei modi. Vi ricordo che subito dopo il nostro telegiornale andrà in onda uno speciale che abbiamo realizzato io e Fabio Di Bernardo. Alle 14:30 nuova diretta e poi alle 21 di stasera veramente troverete il meglio di questa memorabile giornata dall'aeroporto di Rivolto, culla del secondo stormo e ovviamente delle Frecce Tricolori targate MB339 Aermacchi. Grazie per il supporto tecnico, a voi la linea. Grazie a Daniele. Il capo di Stato invece maggiore dell'aeronautica, il generale Alberto Rosso, era in visita questa mattina all'Istituto Tecnico di Udine Malignani, prima a parlare con gli studenti, poi la cerimonia di consegna di un velivolo già impiegato in missioni di pace, e ora questo stesso velivolo diventerà oggetto di studio degli allievi del corso aeronautica. Sentiamo nei nostri microfoni. Generale, lei ha potuto visitare una delle eccellenze, una delle scuole migliori di Udine. Cosa ne pensa col contatto che ha avuto con gli studenti? Vedere la cura e l'attenzione con cui questo istituto provvede alla formazione dei giovani mi fa pensare che mi fa essere ottimista per il futuro. La tecnologia evolve in maniera esponenziale, dobbiamo continuare a essere competitivi, dobbiamo alimentare in maniera corretta il mondo del lavoro. Qui si danno ai ragazzi delle possibilità straordinarie, quindi ne sono veramente entusiasta. Cosa significa questo aereo come donazione al Malignani? La macchina che è qui alle nostre spalle è una macchina che ha un passato operativo interessante, perché ha svolto operazioni importanti, ha volato sul Kosovo, ha volato sulla Libia, ha volato in Afghanistan, quindi ha testimoniato la capacità e il cuore degli equipaggi e dei manutentori per svolgere quello che il Paese ci chiede di fare, contribuire a mantenere la pace e la sicurezza nel mondo. Voltiamo pagina ricordando anche gli appuntamenti che già ci citava il nostro Daniele Paroni. 12:45 al termine del nostro telegiornale, un approfondimento sul 60° delle Frecce Tricolori, poi alle 14:30 una nuova diretta e poi il meglio delle Frecce Tricolori alle ore 21. Voltiamo pagina, come vi ho detto, è corsa ai tamponi rapidi nelle farmacie. Ogni giorno si assistono a code davanti ai presidi farmaceutici, molti gli insegnanti, affermano i dottori, che prendono appuntamenti ogni 3 giorni. Chi fa la fila non è d'accordo con il Green Pass. Sentiamo. Ogni giorno facciamo circa una quarantina almeno di tamponi, sinceramente, quindi c'è moltissima gente che appunto necessita di questo servizio. Adesso dalla fine di agosto la richiesta principale è quella per l'insegnamento in primis, poi altre varie attività sicuramente. Quindi attualmente le persone spesso vengono e chiedono di fare il calendario, quindi ogni
7-8 giorni chiedono posso fare il vaccino e chiedono se è possibile di fissare il calendario. Anche negli ultimi 2 giorni da quando si è espressa la notizia che comunque dal 15 ottobre che ci sarà il decreto c'è stato un piccolo boom, qualcuno si è allarmato, si è allertato. Qualcuno si è allertato, sì, qualcuno si è allertato, sicuramente, chiaramente persone che lavorano, chiaramente, quindi ci chiedono anche magari tante volte di organizzare le prenotazioni dei tamponi, magari in attesa della vaccinazione, vengo 2 volte a settimana, mi prenotate già, so che vengo e me lo fate. Sì, molte persone hanno cercato di organizzarsi, questo sì, sicuramente. Favorevole al Green Pass o meno? Cosa ne Esattamente. Perché? Perché anche chi è stato vaccinato precedentemente piuttosto che chi ha fatto il Covid e ne è guarito potrebbe contagiarmi, quindi ha una carta che prevede un'esenzione da alcuni obblighi che invece dal punto di vista medico non funziona tantissimo. Ecco. Tu sai fare il tampone? Sì, perché domani devo prendere un battesimo, quindi devo avere il tampone. Vaccino? Il vaccino non l'ho fatto. Ci stai pensando? O non sei d'accordo? Sì, no, volevo farlo prima, poi perché hanno imposto un po' questa cosa del Green Pass, non mi è Cosa piaciuto. ne pensi del Green Pass? Non mi è piaciuto molto il modo in cui l'hanno imposto, ecco, tutto qui. È stato campione olimpico della 50 km di marcia nel 2008 a Pechino. Contro di lui poi 2 sentenze per doping, l'ultima archiviata in Italia, ma ciò non è bastato per partecipare a Tokyo 2020. Stiamo parlando di Alex Schwarzer, oggi al Bearzi di Udine, presente assieme al suo allenatore Massimo Donati per presentare il libro I signori del doping. L'intervista. Qual è il significato di questo libro, I signori del doping? È un raccontare, una testimonianza, altrimenti tutto sarebbe passato così inosservato. Come sono stati questi 4 anni? Una sofferenza indicibile, perché dall'altra parte c'hai l'istituzione che ha sempre una faccia pulita e in maniera ipocrita descrive questa faccia pulita, quindi è chiaro che giocavano molto sul precedente di doping di Schwarzer e quindi davano per scontato che passasse liscia anche la loro azione ignobile. E quindi è stato difficile. È chiaro che l'indagine della magistratura è stata una svolta. Il problema è che nessuno restituirà un campione del genere. Questo è un fuoriclasse. È già incredibile che sia caduto nel primo caso di doping dove sarebbe bastato stargli vicino e supportarlo nella maniera giusta, non sarebbe mai successo. Sono stati 4 anni molto difficili, perché adesso parliamo così, 4 anni, ma sono lunghi 4 anni, no? Sono stati 4 anni pesanti e sono contento che adesso questo capitolo si sia chiuso. Adesso il tuo futuro è un po' più chiaro? Ma io faccio l'allenatore già da 5 anni, ok? Quindi per me a livello in futuro, a livello professionale non cambia niente. Ho la mia stupenda famiglia e vado avanti per la mia strada senza problemi. Da un libro a un altro è Il pensiero bianco scritto dall'ex calciatore Lilian Thuram presentato a Pordenone Legge. Sentiamo. Io sono diventato nero perché dei bambini mi hanno insultato a scuola dicendo che ero un sporco nero. Bianchi da una parte, neri dall'altra, una divisione che da sempre condiziona gli uomini ma che va scardinata, anche se serve tempo. Quel tempo se lo è preso Lilian Thuram, ex calciatore di Parma e Juventus, campione del mondo ed Europa con la Francia e a capo dell'omonima fondazione che combatte il razzismo. Lo ha fatto nel libro Il pensiero bianco, ADD editore, presentato oggi a Pordenone Legge, in un incontro con le scuole, in città e in replica in serata al Teatro Verdi di Maniago. Sul filo della storia, le conquiste coloniali, la schiavitù, la continua razzia di materie prime e dell'arte africana, Lilian Thuram racconta il pensiero bianco, come è nato e come funziona, il modo in cui dilaga e divide. E io credo che conoscendo questa storia possiamo aprire gli occhi e soprattutto tirar via queste maschere che la storia ha messo, queste maschere neri, bianchi, per vedersi come esseri umani prima di tutto e per lottare contro il razzismo e per provare a fare che questa società diventa più giusta. Non manca un pensiero al calcio giocato, soprattutto nel rivedere il vecchio compagno Buffon di nuovo con la maglia del Parma. Credo che questa storia è stupenda,
Gigi è un grande giocatore, lui piace divertirsi sul campo e io credo che il calcio, prima di tutto, è dar felicità a chi gioca e felicità a chi viene al campo. Nell'ambito di Pordenone Legge è stato consegnato il premio Crédit Agricole Friuladria, la storia in un romanzo, allo scrittore spagnolo Fernando Aramburu. L'autore, in dialogo con Alberto Garlini, ha poi sviscerato le complessità dell'essere umano in rapporto alle storie e alla letteratura. Pordenone Legge ha premiato lo scrittore spagnolo Fernando Aramburu nella terza giornata della sua 22esima edizione. Alle 18 al Teatro Verdi l'autore ha ritirato il premio Crédit Agricole Friuladria, la storia in un romanzo, consegnatogli dalla Presidente della Banca, Chiara Mio, che l'ha elogiato, augurandogli altri riconoscimenti importanti in futuro. Nelle motivazioni del premio è stata indicata la magistrale capacità di Aramburu di raccontare, grazie a un'alta concezione della letteratura, le ferite ancora aperte di una società segnata da contrapposizioni violente e terroristiche che hanno lacerato le intime fibre di famiglie, affetti, amori e amicizie. Subito dopo, l'autore di Patria e il rumore di quest'epoca, edito in Italia da Guanda, è stato protagonista di una conversazione sugli incroci fra storia e romanzo in dialogo con il curatore del festival, Alberto Garlini. Forte di una cristallina visione etica, Aramburu ha cercato anche questa volta di sviscerare la complessità dell'essere umano in tutto ciò che lo contraddistingue e lo costituisce, dalle ragioni dell'odio e della morte a quelle della vita capace di pace e di perdono. Domani andrà in scena la prima edizione della Magnago Marathon, una corsa benefica che mira a raccogliere fondi per i malati di SLA. A organizzarle Michele Roveredo, presidente di ASLA Pordenone, che spingerà per tutto il percorso una donna affetta dalla malattia. L'appello è di correre e donare. Sentiamo. Bellissima iniziativa che è stata ideata da me personalmente come ASLA e con la condivisione istantanea del comune di Magnago, che poi ha condiviso anche i comuni limitrofi, ma con il sindaco Andrea Carli, che al volo ha sposato. C'è stata una forte emozione quando abbiamo deciso. Questa è una maratona nata per raccogliere fondi contro la SLA, una malattia terribile che ancora al mondo non conosce nessuna cura, e in questo caso, come inizialmente io mi sono scontrato con questa malattia indirettamente tramite la mamma Piera, che è stata malata a 13 anni, e poi ho avuto la fortuna di conoscere Ele Sorriso, un'altra ragazza splendida di 47 anni con un figlio di 8 e ammalata di SLA, e anche lei con le stesse speranze che aveva Piera, sperando nella medicina, nella ricerca scientifica, e ho utilizzato questi simboli di forza e di tenacia per spingerli con la sedia a rotelle nelle maratone. Qui in loco a Magnago non era mai stata fatta nessuna maratona in provincia di Pordenone e mi sono azzardato a fare questa grande iniziativa, che è stata subito sposata con ottimi consensi. Quindi sono qui a chiedervi dal profondo del cuore di collaborare con noi questa domenica 19 settembre per questa 3 percorsi, 45 km, 22 km e 6 km per tutti. Comunque nel sito aslapn.it c'è scritto tutto. Il sabato 18 avremo alle ore 18 lo spettacolo dei Papu, organizzato da noi di ASLA per voi, gratuito, e in piazza a Magnago. Ecco, abbiamo concluso il nostro telegiornale, tra pochi minuti lo speciale sulle frecce tricolori, poi in diretta alle 14:30. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, arrivederci.